Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. Io come sempre sono felice di darvi il benvenuto qui su Televenezia in questo meraviglioso salotto realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Come ormai sapete, questo spazio nasce proprio come spazio di dialogo e confronto, dove ogni ospite è libero di raccontare la sua propria storia, il suo proprio percorso e la passione che lo guida ogni giorno, condividendo insieme a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. È un piacere ed è un onore, ringrazio nuovamente di cuore i nostri ospiti di essere qui con noi in questa meravigliosa serata e andiamo subito a presentarli. Buonasera cari ospiti. Buonasera. Buonasera. Allora, come primo ospite è venuta a trovarci Antonella Nonino della prestigiosissima Grappa Nonino ed è veramente un piacere che lei è qui con noi, che rappresenta appunto la quinta generazione di una dinastia che ha rivoluzionato la distillazione italiana e soprattutto con lei parleremo soprattutto di tradizione, innovazione, che mi piace da morire quando si parla di innovazione. Grazie. E del percorso che ha reso la Grappa Nonino un simbolo del Made in Italy italiano, del Made in Italy del mondo. Poi come secondo ospite abbiamo Franco Tosini, lui è responsabile dell'ente regionale Veneto Agricoltura e dell'azienda sperimentale ortofloricola Po di Tramontana di Rosolina. Perfetto. Piacere che sia qui con noi anche lei in questa meravigliosa serata. Poi come terzo ospite abbiamo Francesco Ceccon, co-titolare della pasticceria Ceccona di Carpenedo. Pensate che Francesco è cresciuto tra profumi di burro e zucchero, no? In questo laboratorio che per lui non è mai stato un luogo di lavoro ma semplicemente una seconda casa. E questo veramente lo rende la sua passione ancora più unica. Poi come quarto ospite abbiamo Tamara Favaro. Buongiorno. Lei è titolare di Juma Park a Mestre e pensate che è una realtà dedicata al gioco e al divertimento e alla crescita per i più piccoli, soprattutto anche per stare insieme alle famiglie, ai bambini e crescere insieme e soprattutto divertirci uniti. Cominciamo. Ovviamente non potevo non presentare proprio loro che sono venuti a ritrovarci, il gruppo El Canfin, che ci canteranno, diciamo, di un gruppo che ci canteranno della musica natalizia, infatti era prima che stavo cantando insieme a loro che ci canteranno un pezzo veramente speciale, però non posso dirvi niente perché sarà dopo una sorpresona. Partiamo allora con la prima domanda, abbiamo con noi appunto Antonella Nonino della prestigiosissima Grappa Nonino, che ho già visto che ci ha portato delle bellissime grappe, che queste qua non è una semplice grappa ma sembra proprio una confezione da profumo. Grazie. Bellissimo. Allora signora Antonella, cosa significa oggi per lei portare avanti e rappresentare una tradizione che ha cambiato la storia della grappa italiana, diciamo, no? Innanzitutto buonasera a tutti, è per me una grande gioia essere qui con voi e poter condividere i momenti come questi vicini appunto al Natale e il primo pensiero quindi va alla famiglia. Sì. Noi siamo una famiglia che distilla la grappa dal 1897, quindi già al trisnonno. La nonna Silvia, rimasta vedova durante la guerra, ha portato avanti la distilleria proprio come prima maestra distillatrice ed è lì che nostro padre è cresciuto in mezzo alle vinacce e ha coinvolto, appena si è sposato, ha coinvolto nostra madre Giannola e loro veramente insieme sono riusciti, come prima lei ha menzionato, a rivoluzionare tutto il nostro mondo della grappa, quindi non solo della nostra famiglia ma della grappa italiana, perché in una tradizione che voleva le vinacce distillate diciamo miste, hanno avuto questa straordinaria rivoluzionaria intuizione di creare la grappa monovitigno distillando le singole varietà di un vitigno e sono partiti con il monovitigno Picolit e da lì poi dal monovitigno Picolit, il monovitigno ovviamente il fragolino, lo schioppettino, il pignolo, tutti i vitigni autoctoni friulani e poi il moscato, il merlot.
Infatti questa sera mi sono permessa di portare il nostro meraviglioso monovitigno moscato e hanno portato quindi nella grappa quell'eleganza, quei profumi e quei sentori del vitigno d'origine, riuscendo a portare quindi tutta la tipicità, quindi non solo del territorio ma anche l'eleganza in un prodotto che veniva considerato un distillato sì italiano ma per contadini, quindi che non veniva, ecco, quello che diceva nostra madre sempre, che dice nostra madre sempre, è che quando veniva invitata in belle occasioni, adesso pensiamo alle feste di Natale, non si portava la grappa ma si bevevano i distillati stranieri, e quindi il merito dei nostri genitori è stato proprio di portare la grappa al pari dei grandi distillati internazionali. I riconoscimenti sono arrivati, perché parliamo ormai di 50 anni fa, sono arrivati veramente molto importanti. Mi preme ricordare l'ultimo, diciamo, quello che ci ha visto nominati come migliore distilleria del mondo delle by Wine Enthusiast nel 2019, ed è ovviamente un grande orgoglio, perché con le mie sorelle Cristina ed Elisabetta noi siamo cresciute in mezzo alla vinaccia, come appunto il nostro collega qui è cresciuto in mezzo ai profumi di pasticceria. Noi siamo cresciute in mezzo al profumo della grappa e in mezzo al profumo di pasticceria delle grappe invecchiate, perché noi invecchiamo naturalmente in piccole botti, in barrique, quindi la nostra grappa barricata addirittura viene imbottigliata senza aggiunta di caramello, e questi profumi li puoi trovare, si sposano infatti benissimo anche pensando a questi giorni che stiamo già cominciando ad assaggiare, no? I torroni, i panettoni, i pandori, ed è un modo di stare in famiglia e di poter godere di tutta quella che è la nostra tradizione in compagnia. Lei ha una storia veramente, avete una storia veramente meravigliosa. Infatti, leggendo la vostra storia del premio appunto Nonnino, ho letto proprio questo poeta Attar, che è bellissima. Anche se il mondo dovesse andare essere distrutto, non bisogna mai perdere la speranza, anche perché bisogna pensare soltanto al segreto della goccia di pioggia, no? E quindi è la speranza per tutti noi. Perché ognuno di noi è una goccia che può cercare di fare un mondo migliore. Noi distilliamo ancora 100% col metodo artigianale, quindi siamo rispettosi della tradizione e dei ritmi dell'artigianalità, cercando sempre però di innovare. Brava, perché adesso non voglio monopolizzare, ma una delle cose di cui siamo molto orgogliose è che dal 2007 abbiamo portato anche la grappa nel mondo dei mixology, per cui si possono preparare dei meravigliosi cocktail che, soprattutto pensando anche responsabilmente però alle nuove generazioni che hanno anche piacere di sperimentare, perché no, si può degustare in purezza ma anche in un bel cocktail. Bravissima, e per voi anche nel 2000 è stata una data davvero importante. 2000, vogliamo ricordare anche che avete lanciato il cocktail per i barman. Abbiamo lanciato i cocktail, per esempio adesso pensando appunto alla nostra grappa riserva, si può preparare un meraviglioso sour, oppure con il nostro amaro nonnino, che anche questo è di tradizione della famiglia, era una ricetta del nonno Antonio, un meraviglioso cocktail. Uno dei più famosi oggi è il Paper Plane, che addirittura, pensate, è diventato un classic new modern e che è preparato in parti uguali con amaro nonnino, aperol, bourbon e succo di limone fresco. E quindi anche, ma non solo le nuove generazioni, perché penso che tutti noi abbiamo piacere. Ecco, quello che trovo affascinante del mondo mixology e che ha portato me e le mie sorelle ad appassionarsi, a far conoscere anche la nostra grappa a tutto questo mondo, è che è un mondo molto creativo e che coinvolge, per cui pensando anche alle feste di Natale, per cui ci si ritrova in famiglia, perché no, provare anche a fare questi cocktail in casa insieme agli amici, insieme alla famiglia. Assolutamente sono veramente è speciali. Un bellissimo anche regalo di Natale. Veramente. Grazie signora Antonella. Passiamo appunto la parola a Franco Tosini, dirigente dell'ente regionale Veneto Agricoltura e responsabile dell'azienda sperimentale ortofloricola Po di Tramontana di Rosolina. Mi piace sempre presentarli ogni volta che appunto vado a fare una domanda. Allora, signor Franco, siamo abituati a pensare a questo centro come a un luogo ricco di fiori e ortaggi, no?
Ma cosa accade davvero ogni giorno all'interno del centro ortoflorico di Veneto Agricoltura? Beh, diciamo che ogni giorno pensiamo a una parola che è il filo conduttore poi di tutta la sperimentazione che facciamo ormai da quasi 40 anni, che è l'innovazione. L'innovazione praticamente ci permette, sostanzialmente basata sulla tradizione, come diceva Antonella, però partire e guardare in lungimiranza il lavoro degli agricoltori. Noi poi Tramontana, che siamo nati nell'88 sul vecchio palio alveo del fiume Po, siamo nati proprio per dare una mano, per cercare di risolvere certe problematiche agli agricoltori ortofloricoli, quindi una mano a 360 gradi, ma soprattutto negli ultimi anni sulla sostenibilità. Come questo salotto è totalmente sostenibile, noi cerchiamo di dare una mano ai produttori nell'applicare quelle tecniche di produzione più sostenibili, che guardano più l'ambiente in maniera rispettosa, cercando di ridurre gli input chimici, cercando ovviamente di praticare la lotta biologica, quindi usare gli insetti utili che vanno a predare gli insetti ovviamente parassiti, quindi cercare alla fine di dare una mano, di essere l'azienda stessa più competitiva, e questo lo facciamo con le prove varietali, come vedete, delle stelle di Natale, o la stessa tecnica di coltivazione, produrre cioè quindi un fiore di qualità. Considerate che questo è il quinto anno che Podi Tramontana, assieme alle associazioni di produttori del territorio veneto, ha prodotto stelle di Natale senza insetticidi. E che quindi sono bellissime. Esatto, senza insetticidi vuol dire basso impatto ambientale, ma vuol dire anche sostenibilità sociale, perché considerate che queste stelle vengono fatte in serra dove lavorano i dipendenti, e quindi no chimica, e quindi è un ambiente più salutare. Questo ovviamente sempre ricordando che l'agricoltore prende i soldini, quindi la sostenibilità ambientale è sicuramente importante, ma anche economica, per cui il produttore, facendo anche questi sistemi di lotta nuova innovativi, riesce anche molto probabilmente ad avere un costo di produzione altrettanto sostenibile, e a fine anno mettere i soldini in tasca. Più soldini vuol dire più investimenti nella propria azienda, vuol dire anche pagare di più gli operai, e questo è quello che facciamo, considerando anche negli ultimi anni anche l'aspetto economico. Lavoriamo con l'Università di Padova, con l'Università di Bologna, proprio per unire la ricerca pura alla ricerca applicata, che a me piace chiamare di più sperimentazione, cioè andare più sulle aziende agricole, con i tecnici, come dicevo, delle associazioni produttori, associazioni di categoria, e con loro praticamente vedere quello che è maturo, portarlo al territorio. Noi lavoriamo, essendo entità pubblica regionale, ringraziamo sempre la regione perché è lei che ci finanzia, siamo un ambiente dove lavoriamo in maniera oggettiva e cerchiamo di testare quelle pratiche agronomiche, come dicevo prima, sostenibili, che però possono essere trasferite al territorio, possono essere trasferite ai produttori, e quindi facilitarle. Anche ad esempio quando si pensa all'innovazione si pensa anche alla tecnologia, no? Ormai c'è l'intelligenza artificiale, ma alle volte è molto difficile che possa essere utilizzata anche da un'azienda media. Ecco, noi cerchiamo anche di capire quello che possono utilizzare, anche in base anche al costo molto elevato certe volte, insomma. Poi dopo comunque dovrà spiegare anche sia a me che al nostro pubblico, ai nostri ospiti, come vengono organizzate anche gli eventi nel vostro centro. Ma gli eventi alle volte sono anche difficili da organizzare, perché li vogliamo rendere molto divulgabili e aperti a tutti, e negli ultimi anni riusciamo ad avere 100-150 tra tecnici. Dopo mi spiega, che così abbiamo appunto un'altra domanda, così riesce a formularcela meglio, anche spiegarci tutte le cose che appunto vogliamo sapere degli eventi che avete in programma. Passiamo appunto a Francesco Ceccon, co-titolare della pasticceria Ceccon. So che ci ha portato anche un pandoro. Un pandoro, sì. Fantastico, sì. È un po' la nostra specialità, il grande lievitato. Mio papà ha aperto nel 70, che l'industria la faceva da padrona per i prodotti dolciari, per i grandi lievitati, cioè panettone, pandoro, focacce veneziane. E lui ha incominciato invece a formarsi per fare questi prodotti con lievito madre. Noi proseguiamo, i due figli proseguono questa tradizione con la sua mentalità. La sua mentalità era molto particolare e
È molto difficile anche un po' da comprendere per i canoni moderni che prevedono molta scalabilità di fare una grossa produzione. Ad esempio noi ancora come una volta abbiamo molto personale, dividiamo i tuorli a mano, facciamo tutto quanto veramente come una volta. Mi collego un pochettino con i sistemi che a volte le pratiche moderne, non dico disprezzano, ma sono un po' contrarie ai sistemi di una volta. Invece, secondo me, la modernità deve avere sempre un occhio al passato. Okay. Infatti, ma oltre a un discorso, diciamo, magari che può sembrare quasi morale, c'è anche un discorso anche qualitativo. I nostri prodotti sono famosi per essere intanto molto leggeri, cioè un gusto piacevole, sentire i profumi, limitare moltissimo l'uso degli aromi artificiali, quindi praticamente limitare, non mettere aromi artificiali fondamentalmente, quindi quello che dopo ho portato un Pandoro, quando lo vedrete, Sì. quello che sentirete Poi sarà... voi scegliete anche soltanto materie prime. Le materie prime vanno scelte con tantissima cura, l'investimento deve essere alto, ma soprattutto anche bisogna fare sempre quello sforzo in più per lavorarle in casa. Ad esempio, Pandoro non ha canditi, i nostri canditi vengono lavorati in casa, le arance vengono scelte, l'aroma stesso non è pasta arancio ma arance e limoni frullati, che poi è lo stesso che dopo magari le stesse arance e limoni che vengono utilizzati anche come la scorza nei biscotti, ma anche magari per spremute, per più semplicità. Cioè praticamente portare nelle tavole i sapori di una volta. Bene, abbiamo un coltello così abbiamo così lo assaggiamo, perché da come già lo sta, diciamo, parlando ci viene subito assolutamente voglia, è una cosa pazzesca, bravi. La cosa che a volte mi piace notare è che il cliente a volte, anche se non abbiamo le possibilità di marketing delle grosse aziende, il cliente lo capisce. I prodotti, cioè quella cura in più che il cliente non può vedere, perché tutti possono dire io uso le uova di un tipo, io uso le cose, il cliente lo capisce, dà sempre una grande soddisfazione commerciale. E secondo lei, Francesco, cosa cerca un cliente in un dolce natalizio? Cerca un prodotto che gli dia, intanto che quando lo apre senta un profumo, cerca il valore dell'artigianalità, che è una cosa che è difficile quasi è difficile da spiegare, ma è una cosa che uno comprende solo quando la trova. Quando dopo una bella cena, dopo essersi bevuto una bella grappa, si mangia 2 fette di Pandoro, e questo non gli sta nello stomaco, ma ne mangia anche una seconda fetta. Sono quei gusti che secondo me le generazioni che vengono dopo, quelle di una volta, vogliono trovare, vogliono come tornare bambini. Sì. Io mi viene in mente adesso, quando ho visto questa grappa qua, mi è venuto in mente mio nonno che quando andavi a casa non potevi tornare a casa se non ti versava, una grappa, allora te le faceva assaggiare, ti faceva sentire i vari gusti, ti faceva sentire le varie cose. E secondo Quindi me l'emozione che vuole regalare dall'altra parte. Questa emozione qua, secondo me, è una cosa che sembra difficile da trasferire, ma in qualche maniera, quando vediamo i clienti, il lavoro che abbiamo in questo periodo, vedi che qualcosa rimane, qualcosa si trova sempre. Perché tornano, ovviamente siete la miglior pasticceria di Carpenedo. Speriamo, ti ringrazio, ti ringrazio. Abbiamo una storia, io ovviamente prima di conoscere i miei ospiti studio una parte, quindi c'è scritto proprio così. Grazie Francesco, dopo comunque torniamo a approfondire altre domande. Passiamo a Tamara Favaro, titolare del Juma Park a Mestre, e come stavamo dicendo prima, la cosa che più mi ha emozionato di Tamara è che dall'altra parte vuole far sentire i bambini, le proprie famiglie a loro agio, divertirsi totalmente in sicurezza e soprattutto anche stare insieme con la propria famiglia, no? Che è la cosa più importante, scegliere appunto la pace, l'armonia, il gioco insieme. Però dai, mi parli un po' di lei, Tamara. Esattamente Pamela, questo è il nostro obiettivo. Allora io non ho la storia antica come i miei amici di salotto di oggi, perché io sono proprio fresca, ho 2 anni di attività, perciò siamo tutto in fase di crescita e di studio. Ma quello che mi accomuna a voi è il fatto e il desiderio appunto di fare famiglia, di creare una ludoteca dove il genitore che porta il figlio si senta a casa. Quindi non è un ambiente
freddo, dove mamma e papà arrivano, Sì. lasciano il pacchetto, vabbè, facciamo le nostre 2 ore. No, quando i bambini interagiscono con il mio staff e con me, devono tornare poi e ricordarsi i Assolutamente. nostri nomi. E questo non fa altro che il genitore metterlo a proprio agio e quindi creare questa armonia. E com'è nata questa sua idea di creare questo spazio? Proprio da questi tipi di esigenze, Ok. perché anche noi, è un'idea nata da me e il mio compagno, avendo 2 figli, avevamo questi tipi di problematiche. Sì. Del tipo cosa facciamo quando è inverno, quando è freddo, dove li portiamo? Non ci sono delle strutture adeguate che mi facciano stare tranquilla, i centri invernali, quando le scuole sono chiuse d'inverno, i centri estivi, come facciamo? Ecco che allora abbiamo iniziato a studiare questa cosa insieme fino a che non abbiamo partorito questa idea. Sì, Quindi che secondo me è bellissima perché ha proprio ragione, a volte fa freddo, piove, non sai mai dove portare giustamente i bambini perché portarli magari fuori si prendono il raffreddore, l'influenza. Esatto. E quindi io penso che sia proprio una delle cose migliori che potete fare, soprattutto Sì. un centro, uno spazio, come lei ha detto, anche una ludoteca. Sì. Per creare questo momento insieme alle famiglie e soprattutto anche i bambini che possono sentirsi in libertà di giocare e esprimersi, diciamo, tutta la loro felicità, no? Tutte le loro energie, diciamo. Allora, la nostra è una struttura contenuta, proprio perché se più grande sei, più c'è dispersione. Sì. Quindi la nostra è contenuta e quindi abbiamo dovuto fare proprio delle scelte. Una scelta principale che io reputo molto importante, parlando di sicurezza, è che essendo anche una sala adibita per fare i compleanni, fino a 3 compleanni in contemporanea, per non creare confusione, per non creare ansia da parte del genitore e quindi potersi esprimere nel miglior modo i piccoli, abbiamo deciso che il primo che prenota la sala determina a sua volta l'età degli altri compleanni. Ok. In modo tale di non mescolare mai bambini di 8, di 9 con una fisicità completamente diversa con bambini di 3 e di 4. In modo tale che quando anche se ci sono 3 compleanni, ecco, nella ludoteca c'è confusione, Certo, c'è rumore, certo. ma non c'è violenza, non c'è rischio che il bambino si possa far male, perché scontrarsi un bambino di 3 con un bambino di 9 possono esserci dei rischi. E dopo comunque ci spiegherà come funzionano gli Certo. eventi, i compleanni, Certo. giusto anche per così il nostro pubblico, i nostri telespettatori sanno dopo come contattarla, come agire. Grazie. Ed ora devo mandare in pubblicità, io sto già guardando, vedendo il gruppo El Canfin che sono a tema natalizio, infatti non vedo l'ora di ascoltarli, che la prima canzone sarà Ad Este Fideles. Noi comunque ci vediamo tra poco e vi lascio col gruppo El Canfin. Ciao!